Dite Sardegna e vi appare un microcontinente di miniere e di grotte con una ricchezza di paesaggi tra i più intatti al mondo. È un'isola al centro del Mediterraneo, ponte ideale tra Europa, Asia e Africa. Ha calamitato attorno a sé popoli di navigatori erranti nel Mediterraneo, meta di Fenici e Cartaginesi, di Romani, Pisani e Aragonesi, fino ad attrarre, dall'Ottocento, professionisti da tutta l'Europa per sperimentare le più moderne tecniche dell'ingegneria mineraria. Tra il Golfo degli Angeli e il Golfo dell'Asinara restano le tracce di ere geologiche che si perdono nella notte dei tempi, con imponenti monumenti vulcanici scolpiti dalla natura. E poi tante miniere che l'uomo ha sfruttato negli ultimi 8.000 anni e che l'UNESCO ha proclamato bene universale. Nel 2001 sono state inserite nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Un grande libro di storia sociale ed economica, sotto le viscere della terra e sugli altipiani che si rincorrono dal Sulcis alla Gallura. Facciamo allora un viaggio ideale tra le bellezze di quest'isola un tempo chiamata Icnusa e Sandalia, perché vista dall'alto vi può sembrare talvolta a forma di pesce, tal'altra di piede umano. Un'isola di colori, il mare blu giada e smeraldo, foreste tra le più estese d'Europa, fiumi e nuraghi. È un'isola che deve alle miniere la sua prima forma di modernizzazione, l'apertura ai mercati mondiali, l'innesto con le culture d'Oltralpe, la nascita dell'industrializzazione e del movimento operaio. Quest'isola, dopo l'epopea mineraria, si prepara a diventare un grande museo a cielo aperto dell'archeologia industriale. Partiamo dalla prima area del parco, quella del Monte Arci, nella zona di Ales, tra la massa vulcanica di Trebina Longa fino alla pianura dei Campidani di Cagliari e Oristano. L'ossidiana è un vetro nero, utilizzato per produrre frecce taglienti con le quali l'uomo primitivo cominciava a diventare artigiano e artista in una delle più antiche zone estrattive del Mediterraneo. È ancora abbondante nella collina di Senisceddu, dove il terreno è ricoperto da un manto vulcanico. È piacevole percorrere il sentiero dell'ossidiana, ammirare grandi monoliti, visitare un museo scuola che accoglie studenti e appassionati della storia che fu. Nell'interno dell'isola c'è ancora un'attività mineraria in funzione, le cave di talco di Orani, al di sotto della montagna sacra di Gonare, in un paese che vi propone le sculture e le pitture di Costantino Nivola e Mario Dell'Itala, due tra i più validi artisti del Novecento sardo. Il talco, lavorato già nella preistoria, è valorizzato con tecnologie moderne da imprese multinazionali. Diversi i cantieri aperti con oggetti e macchinari utilizzati nel passato e che costituiranno l'attrattiva del Museo delle Miniere del Talco. Con gli artisti e gli artigiani locali, col campanile gotico di Sant'Andrea, costituiranno uno dei richiami nel cuore della Sardegna.
Da Orani a Lula, ai piedi del Montalbo, nella collina del Santuario Bianco di San Francesco. Lo sguardo si spinge verso il mare della costa orientale e l'Eden del supramonte di Orgosolo. 2 i siti più importanti, quelli di Argentaria Guzzurra e Sosenattos. L'uomo qui lavorava già in epoca romana. Sono stati trovati fornelli scavati con tecniche raffinate e per lungo tempo protetti da boschi e macchia mediterranea. Le principali lavorazioni, come in altre parti dell'isola, erano quelle dell'argento, della galena e della blenda. Ad Argentaria fu resa attiva la prima laveria semimeccanica creata in Sardegna. Guzzurra divenne presto un sito autonomo, con officine, cantine e depositi di materiali. Dal 1920 l'attività si spostò a Sosenattos, con la efficiente laveria Fioretti, ora diventata museo, e con edifici che nel paese di Lula ospitavano gli uffici e la direzione. All'interno dell'isola, nella Barbagia di Belvì, ai piedi del Gennargentu, trovate gli insediamenti minerari di Fontana Raminosa. Era la capitale sarda del rame della preistoria. «1500 anni prima di Cristo fu estratto il metallo col quale erano stati forgiati i bronzetti nuragici, espressione artistica dei primi scultori sardi. Di questo tesoro si erano accorti gli esploratori. Ne fanno fede la Galleria Fenicia, quella romana, Cantiere Sant'Eugenio, la Galleria Yvonne. Una pagina di storie e di intrecci politici, economici, industriali e scientifici. Nel 1912 è un avvocato d'Oltralpe, Paolo Ghinbertier, ad acquisire tutti i permessi. Lavorano più di 200 persone. Gadoni è un polo di attrazione. Il rame è esportato nel Regno Unito e in America. Fontana Raminosa trova il suo grande sponsor nel presidente degli Stati Uniti, Herbert Clark Hoover. La Sardegna entra nel circuito europeo. Viene costituita la Société Anonyme des Mines de Cuivre de Sardaigne. Nel 1940 la gestione passa alla società anonima Cogne Raminosa. Vengono ordinati macchinari ad aziende tedesche, ma la nave che li trasportava in Sardegna viene affondata da un siluro nelle acque del Mediterraneo. Chiusa nei primi anni '80, oggi la miniera può essere visitata agevolmente. Restano macchinari unici al mondo. Tra questi la sala compressori, un generatore elettrico azionato dalle acque di un torrente, una grande ruota in ferro trascinata da una cinghia di cuoio.
L'acqua scende copiosa dalla montagna e in galleria potete ammirare una cascata circolare interna alla miniera. Si assiste a un concerto. Le gocce sembrano fili d'argento illuminati da fibre ottiche. Altra galleria nella rampa Brebe Gargiu, la rampa delle pecore. Attività mineraria e bucolica integrate tra loro. Pagine esaltanti di preistoria e storia industriale anche nelle zone più interne. Nel Sarrabus Gerrei, in Ogliastra, in Barbagia. È un viaggio tra cultura, paesaggi marini, collinari e montani, che caratterizzano, col Sulcis, una delle terre più antiche del mondo. Nel Sarrabus, zona che si affaccia sulla costa orientale, dominata dai ruderi del castello di Quirra, l'attività era concentrata nelle gallerie, dove si estraevano argento e antimonio. Nei primi anni del Novecento i minatori erano diventati più di 1000. Lavoravano nei pozzi, nelle laverie, nelle officine con la motrice a vapore di Monte Narba, Baccu a Rodas, Baccu Locci, tra Muravera, San Vito e Villa Puzzu, ai piedi del trapezio di Monte Cardiga, descritto dal generale Alberto della Marmora nelle campagne di Corti Rosas a Ballao lungo il corso del Flumendosa. L'attività principale si svolgeva nella miniera di antimonio di Sussuergiu di Villa Salto, con un'imponente laveria e una fonderia, in una forra selvaggia dominata da lecci secolari, dove restano gli edifici della direzione, già adibiti a centro di documentazione della storia mineraria del Gerrei. Nel Gerrei c'è ancora una miniera sotterranea in attività, è quella di Silius, negli impianti di Muscadrogiu e Genna Tres Montis. Si trova uno dei più estesi giacimenti di fluorite dell'Europa. Ci lavorano insieme minatori sardi e polacchi. Risalendo il corso del Flumendosa trovate l'Ogliastra, che deve il suo nome alla presenza di alberi secolari di olivastro.
La storia mineraria era concentrata soprattutto nei giacimenti di antracite di Coronjo a Seui, in Gurtipani a Seulo e di San Pietro a Perdas de Fogu, ai piedi del torrione di porfido di Bruncu Santoru. L'attività è andata avanti per poco meno di un secolo, fino ai primi anni del dopoguerra, e ha lasciato tracce importanti in questi territori, con edifici di pregio. Il quartier generale dell'antracite era certamente Seui, da dove il minerale veniva spedito verso il porto di Arbatax, dopo aver lasciato il tacco calcareo di Perda Liana. Attività estrattiva anche nel nord della Sardegna. In Gallura, per oltre un secolo, nell'arcipelago della Maddalena, nella zona detta Cala Francese, una società sardo-ligure lavorava il granito, esportato e richiesto in tutta Italia e nel mondo. È il granito della Gallura, quello col quale sono fatti i basamenti e alcune colonne del Pantheon di Roma. Ed ecco l'Argentiera, giacimento di argento, piombo e zinco, scoperto dai Romani e dai Pisani. Inserite all'interno del territorio comunale di Sassari, le miniere furono aperte con la tecnica del fuoco e dell'acqua. Solo nella seconda metà del Settecento cominciò a essere usata la polvere nera e quindi la dinamite. Ai primi del Novecento comincia a formarsi un villaggio che degrada sul mare. L'insediamento diventa tra i più importanti in Italia, passa in mani francesi e inglesi. Viene costruita un'imponente laveria in legname pregiato, ma come avveniva nel resto dell'isola, la sicurezza nel lavoro è precaria. Molte tragedie, molte vittime. Nel 1960 il numero degli addetti viene ridotto, poi la miniera cessa l'attività. Ma resta la magia di ruderi che si affacciano su una caletta ricoperta da una perenne macchia mediterranea, non lontano dall'area mineraria di Canaglia e dalle falesie, i gradoni, le pareti e le creste scoscese nel mare di Capocaccia, nei pressi della città catalana di Alghero. I più estesi giacimenti minerari della Sardegna sono localizzati al sud dell'isola, tra il Guspinese Arburese, l'Iglesiente e il Sulcis di Carbonia. È questa la zona dove la storia mineraria è stata tra le più importanti in Europa, in un alternarsi di periodi esaltanti e critici.
Nel territorio di Arbus, dominato dalle dune dorate più alte del Mediterraneo, nell'incanto del lungomare di Piscinas, trovate il vecchio villaggio di Ingurtosu, dove alla fine del 1800 lavoravano più di 1500 minatori. Ingurtosu lega il suo nome al presidente della Pertusola Limited, Thomas Alnut, visconte di Brassì. Con lui nasce l'impianto di Narakauli. Viene scavato il pozzo Lambert. È di questo periodo la costruzione della linea ferrata che dalla montagna porterà i minerali fino al punto d'imbarco a Piscinas, per poi raggiungere Carloforte con le bilancelle. Vengono creati il Pozzo Gal e il mitico Pozzo Amsicora, dove più dura è stata la lotta degli operai per impedire la chiusura della miniera. In questo scenario potete incontrare cervi, furetti e cinghiali. Rimangono alcuni edifici dell'epoca come la palazzina della direzione, realizzata dall'ingegnere tedesco Bornemann. L'ospedale e una chiesa nascosta dalla foresta. Qui e nei vicini impianti di Montevecchio Telle sono state sperimentate tecnologie minerarie rivoluzionarie. È Montevecchio, nel comune di Guspini, la sede dove sono visibili le opere minerarie di maggior pregio dell'isola. Basti citare il pozzo Piccalinna, con tecnologie rivoluzionarie nelle sale, con gli argani e i compressori, alcuni dei quali pezzi unici al mondo giunti dalla Pennsylvania. Montevecchio è giunto ad avere oltre 5.000 minatori. Era diventato la terra promessa di tanti sardi in cerca di uno stipendio e la più grande miniera del Regno d'Italia. È Montevecchio a salire sul podio dei vincitori tra i giganti mondiali che producevano piombo e zinco all'Esposizione Universale di Parigi del 1900.
Nel 1938 è made in Sardegna e poi usata in tutto il mondo la pala Montevecchio, che riduce le fatiche disumane dei minatori. Non più le vanghe per caricare a mano il minerale nei vagoni, ma una benna che raccoglie le zolle di terra e le rovescia meccanicamente nel cassone prima di andare in Tramoggia e Laveria. Uomini e donne che lavorano al Pozzo Sant'Antonio e al Pozzo Sartori, alla Laveria Principe Tommaso, negli uffici eleganti della direzione nel villaggio sotto i pini di Gennas. Nel 1848 re Carlo Alberto dà la concessione a un avvocato di Sassari, Giovanni Antonio Sanna. Poi tante vicende, tanti passaggi di mano, battaglie, lotte sindacali. Nasce il nuovo impianto metallurgico a San Gavino. Poi, anche su questo polo industriale, scende la notte. Restano i musei minerari di vari millenni e secoli, ma restano soprattutto i ruderi di un capoluogo del lavoro in Sardegna, testimoni di una storia industriale firmata dalle fatiche e dal sacrificio degli operai sardi. Altre miniere erano in attività a Bugerru, con il gioiello tecnologico della Galleria Henry e della Laveria di Malfidano. Nelle vicine miniere di Suzurfuru, a pochi chilometri dal tempio di Antas, nel territorio di Flumini Maggiore. Nelle miniere di Orbai e Rosas, tra Villa Massargia e Narcao. A Perde Pibera di Gonnos Fanadiga, con edifici già ristrutturati e immersi in un paesaggio naturale di boschi, torrenti e montagne. A Bugerru, a 2 passi dal mare, un monumento ricorda il sacrificio di 3 minatori uccisi durante una rivolta sindacale. Ed ecco Iglesias, la capitale delle miniere sarde, sede legale del Parco Geominerario. Una città nata con l'attività estrattiva nel corso di millenni e che ha lasciato nel territorio tracce monumentali di una delle prime attività dell'uomo. Qui venivano inviati gli schiavi romani damnati ad metalla. Dopo il 1000, la Sardegna continua a spezzare il suo isolamento commerciale e sono proprio le miniere a inserirla nei mercati internazionali. Sono le miniere di Iglesias, l'anello tra Sardegna ed Europa. Nella seconda metà del XIII secolo troneggia la figura del conte Ugolino della Gherardesca, che promuove ricerche e scavi, apre nuove gallerie e richiama nell'isola esperti minatori e tecnici dall'Italia e dall'Europa, in particolare dalla Germania. In questo periodo a Iglesias, chiamata Villa di Chiesa, entra in funzione una zecca che conia monete, in particolare gli alfonsini d'argento,
che per decenni sostituiscono le monete pisane e genovesi. Iglesias cresce. Nasce il Breve di Villa di Chiesa, che regolava le attività di tutti gli operatori minerari. E vuol dire Monteponi col Pozzo Sella, emblema della storia di questo territorio. Monteponi diventa il crocevia di ingegneri e tecnici tedeschi e inglesi, francesi e italiani, con nomi che segneranno la storia di questo sito, da Carlo Gustavo Mandel a Giulio Keller, per continuare con Francesco Mameli, Carlo Baudi di Vesme e Adolfo Pellegrini. Si staglia anche il nome del ministro Quintino Sella. Sorge una scuola d'eccellenza, l'Istituto Minerario Giorgio Asproni, così come è un'eccellenza la scuola mineraria presso l'Università di Cagliari. Ma Iglesias vuol dire anche San Giovanni, Monte Agrugiau e Campo Pisano. E poi, lungo la costa, gli insediamenti di Nebida, con i ruderi della laveria La Marmora e di Masua, a picco sul mare, sullo scenario mozzafiato delle pareti e del grande scoglio di Pan di Zucchero e Cala Domestica. E tutt'attorno altre miniere, le falde del Marganai, le miniere grotta con spettacoli di stalattiti e stalagmiti. Le scogliere di Flumini Maggiore fino al tempio di Antas e la costa di Arenas. Monteponi diventa scuola mineraria perché qui nasce la fonderia del piombo e dell'argento e poi del bronzo e della ghisa. Scuola anche di ingegneria idraulica perché si sperimentano opere faraoniche per il pompaggio delle acque, per il trasporto dei materiali su ferrovia, con le geniali opere della Galleria Umberto I e di Porto Flavia. Se Iglesias è la città storica delle miniere, Carbonia ne ha scritto la cronaca più recente. La città nasce in anni di autarchia. Mussolini la inaugura il 18 dicembre 1938. La nascita di una città industriale e la coltivazione del bacino carbonifero del Sulcis, esteso per 100 km quadrati, vanno di pari passo. Città e miniera nascono, crescono e si sviluppano insieme. Il nome è quello consacrato dalla cronaca, Serbariu,
con i pozzi, le sale argani, i castelli, la laveria e le officine. Carbonia è la meta di decine di migliaia di minatori che giungono da tutta la Sardegna e dalla penisola. Si estraggono migliaia di tonnellate di carbone e si forma una nuova classe operaia che nel 1948 darà vita a uno degli scioperi più lunghi della storia italiana, 72 giorni. Gli anni 50 sono anni di ripresa produttiva. Poi l'estrazione del carbone cessa ed è crisi profonda, dalla quale si sta emergendo. La città non vuole dimenticare il suo passato e sarà Carbonia uno dei siti rinnovati al centro del parco geominerario. Era stato il comune, sindaco Pietro Cocco, a ottenere il trasferimento del complesso immobiliare della ex miniera, che oggi è già un museo, ospita il Centro Italiano della Cultura del Carbone, rimettendo in luce la lampisteria, i pozzi minerari, le gallerie e gli spazi sotterranei. Si punta all'alta formazione universitaria con una scuola d'architettura e un annesso archivio storico e antropologico. Sorgerà il Museo Paleontologico di Storia Naturale e il Centro di Ricerca per lo Sviluppo delle Tecnologie Energetiche Pulite. Serbariu sarà una delle perle del recupero di archeologia industriale alla quale guarda tutto il resto della Sardegna. Non solo, nel Sulcis è ancora in attività la miniera di carbone di Nuraji Figus, che ha un grande sviluppo di lavori in sotterraneo. Un'ancora al passato, ma anche un'opportunità per il futuro. Un grande scrittore del Novecento italiano, Elio Vittorini, descrive la Sardegna come rosea terra di colline e tutta roccia. La vedeva con i colori delle montagne e dei fanghi rossi di Monteponi, testimoni parlanti dell'impianto elettrolitico dello zinco, e aveva immaginato l'isola come un lago vulcanico e nell'acqua affiorano banchi di un lustro candore. Rapito dal paesaggio, vedeva attorno a sé secoli di esistenza primitiva. Un'esistenza fatta anche di sofferenze. Un minatore poeta, Manlio Massole, di Iglesias, aveva scritto alcuni versi sulla vita senza il sole in galleria. Nessuno sa di noi, siamo solo ombre sottoterra. Ombre di uomini che hanno scritto le pagine del grande romanzo della storia sarda, col fascino e la fatica dell'uomo minatore, vissuto tra pozzi sacri e nuraghi, dolmen e menhir, chiese romaniche e chiese campestri, pascoli verdi e spazi sconfinati, rocce e miniere, cattedrali di pietra in mezzo al mare, monumenti naturali dell'Oceano Sardo, l'oceano di quel piccolo grande continente di miniere chiamato Sardegna.